trovato, buon fine settimana. Siamo al terzo giorno della novena del Santo Natale e quindi la distanza diventa sempre più breve. Siamo quasi prossimi alla grotta di Betlemme. Oggi non voglio dirvi nessuna parola perché voglio far parlare una bambina che ha 10 anni e che si chiama Maria Flora. La sua letterina è abbastanza corposa, ma è un trattato di teologia, un trattato di speranza, di bellezza, di luce. Assaporatela insieme a me. Caro Gesù bambino, sono Maria Flora, una bambina di 10 anni che abita in un piccolo ma bellissimo paesino che si chiama Simeri, ma tu sai già chi sono perché siamo amici da tanto tempo. E già qui io mi sono commosso e mi sono chiesto, ma tu, Don Francesco, sei amico di Gesù come lo è questa bambina, come lo sono i bambini? Provate a farvi la stessa domanda anche voi. Gesù, sai, come ogni anno aspetto la tua venuta con entusiasmo perché tu porti sempre tanta gioia. Vedere le strade piene di luci è stupendo perché penso che tutti, ma proprio tutti, si preparano al tuo arrivo. Ma poi è davvero così? Ecco, questa è la seconda domanda. Poi è davvero così? Ci stiamo preparando davvero a Natale? O è solo luci e regali e pranzi? Pensate che da me c'è anche qualcuno che a Natale non viene a messa perché deve preparare il pranzo. Ma questo voi non lo fate perché siete più bravi. Vedo i negozi pieni, ma non sempre la chiesa. E questa è un'altra verità. E io vorrei che tutti ci incontrassimo qui insieme per accoglierti. Gesù, quest'anno ho una richiesta speciale, far finire questa guerra. In Ucraina ho delle amiche speciali, Suor Francesca, Suor Anastasia e tutte le altre suore. Loro ti aspettano lì, non hanno luce, ma con amore cercano di aiutare tutte le persone che soffrono. Aiutale. Vai lì insieme alla tua mamma e ferma tutto. Fa che il cielo si illumini per le stelle e non per le bombe. Ti chiedo inoltre di non far soffrire nessun bimbo negli ospedali e di portare un pasto caldo a tutti coloro che vivono in povertà. Gesù, ti prego anche per Don Francesco perché possa sempre metterti al primo posto nella sua vita, così da poterci guidare santamente. Proteggi la mia mamma, il mio papà, i miei nonni, i miei zii, i miei cuginetti, le mie catechiste e tutti i miei amici. Don Francesco ci ha detto che oggi è la domenica della gioia e quindi per me ti chiedo di essere mio amico per sempre nella gioia. Vorrei che tutti potessimo seguire la stella cometa ed arrivare a te. Fai sbocciare in noi l'umiltà. Caro Gesù, mando un bacio grande a te e alla tua mamma, che è tanto buono. Ti voglio bene, tanto, tanto, tanto. Maria Flora. Voi avete parole da commentare? Io no, solo silenzio e imparare da queste parole e da questa bambina. Allora vi dono la santa benedizione. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Se volete, alle 17:20 ci ritroviamo per pregare insieme il Santo Rosario e per chiedere alla Madonna tutto quello che ha chiesto questa bambina. E ricordo che domani è un giorno speciale perché c'è il ritiro prenatalizio dalle 16:30 nella chiesetta di Simeri dedicato alla famiglia con la benedizione delle coppie, con il dono di Gesù Bambino a chiunque verrà, con la preghiera della Santa Messa alle 18. Insomma, sarà davvero un momento così bello con tutti i bambini che canteranno le canzoni di Natale con i giovani. Io vi dico venite se siete vicino a Simeri o anche un pochetto più lontani. Organizzatevi per un pomeriggio di gioia, di fede, di preghiera.
Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, oggi, secondo giorno della novena del Santo Natale, continuiamo a meditare sull'amore di Dio per l'umanità. Continuiamo a meditare sull'amore che ha spinto il Figlio di Dio a farsi piccolo bambino. Scriveva Sant'Alfonso Maria de Liguori nella novena da lui composta. Poteva il Figlio di Dio nel farsi uomo per nostro amore comparire al mondo in età di uomo perfetto, come comparve Adamo quando fu creato, ma perché i bambini sogliono maggiormente tirarsi l'amore di chi li guarda, egli volle comparire in terra da bambino, e da bambino il più povero e spregiato che mai tra bambini sia nato. Scrisse San Pier Crisologo: così volle nascere il nostro Dio, perché così volle essere amato, avendo già predetto il profeta Isaia che il Figlio di Dio doveva nascere bambino e così darsi tutto a noi per l'amore che ci portava. Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Gesù mio sommo e vero Dio, e chi mai dal cielo ti ha tirato a nascere in una grotta se non l'amore che porti agli uomini? Chi dal seno del Padre ti ha indotto a collocarti in una mangiatoia? Chi dal regnare sopra le stelle ti ha posto a giacere sopra la paglia? Chi da mezzo ai cori degli angeli ti ha ridotto a startene tra due animali? Tu infiammi di santo fuoco i serafini, e ora tremi di freddo in questa stalla. Tu dai il moto ai cieli e al sole, ed ora per muoverti hai bisogno di chi ti prenda in braccio. Tu provvedi di cibi gli uomini e le bestie, e ora hai bisogno di un poco di latte per sostentarti la vita. Tu sei l'allegrezza del cielo, e ora come ti sento piangere e vagire. Dimmi, chi ti ha ridotto a tante miserie? San Bernardo dice che l'ha fatto l'amore che tu porti agli uomini. Cari fratelli e sorelle,
l'esempio del Figlio di Dio che si è fatto bambino non deve lasciarci indifferenti. Gesù bambino ci indica la via dell'umiltà. Se Lui, l'Altissimo, l'Onnipotente, si è fatto piccolo e debole bambino, a maggior ragione noi dobbiamo farci piccoli nell'umiltà. Contemplando il Natale, San Francesco vedeva soprattutto una grande lezione di umiltà. San Francesco non rimaneva però alla sola contemplazione, ma voleva vivere il mistero del Natale e per questo volle farsi piccolo nell'umiltà davanti a Dio e davanti al prossimo. Anche noi, in questo secondo giorno della novena, proponiamoci di farci piccoli. Nella preghiera chiediamo a Gesù il dono dell'umiltà. O mio caro bambino, dimmi che sei venuto a fare in questa terra? Dimmi che vai cercando? Ah, già ti intendo, tu sei venuto a morire per me, per liberarmi dall'inferno. Sei venuto a cercare me, pecorella perduta, affinché io non fugga più da te e ti ami. Ah, Gesù mio tesoro, mia vita, mio amore, mio tutto, e se non amo te, chi voglio amare? Dove posso trovarmi un padre, un amico, uno sposo più amabile di te e che più di te mi ha voluto bene? Ti amo, caro mio Dio, ti amo, unico mio bene. Mi dispiace d'essere stato tanti anni al mondo e non averti amato, anzi di averti offeso e disprezzato. Perdonami, amato mio Redentore, che io mi pento d'averti così trattato. Me ne dispiace con tutta l'anima mia. Perdonami e dammi la grazia che io da te più non mi separi e ti ami sempre nella vita che mi resta. Amor mio, a te tutto mi dono, accettami e non mi rifiutare come io meriterei. Maria, tu sei l'avvocata mia, tu con le tue preghiere ottienimi quanto desideri da questo figlio, pregalo che mi perdoni e mi dia la santa perseveranza sino alla morte. Amen. E per intercessione della Vergine Maria, vi benedica e vi custodisca Gesù Bambino, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù e Maria. Bentrovati a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di sabato, quando le correnti saranno ancora umide da ovest e della variabilità interesserà le nostre regioni. Poi dalla Spagna arriverà l'anticiclone, possiamo vedere con la lettera A, in movimento proprio dal Nord Africa, dalla Spagna in direzione Italia, e da domenica, in avvio della prossima settimana, stabilità assicurata ovunque, ma con nebbie in pianura padana. Variabilità sul nord-est, parte del centro-sud, zoom precipitazioni, possiamo notare ancora qualche locale fenomeno in alcune zone della nostra penisola. In sintesi, la mappa dell'Italia: variabilità, sporadici fenomeni sull'estremo nord-est, parte del centro Italia, miglioramento altrove, dicevamo poi da domenica esaurimento dei fenomeni su un po' tutto lo stivale, con condizioni di maggiore stabilità e bel tempo. Tutti i dettagli sull'app gratuita di Trevi Meteo. Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Nel corso della nuova settimana il tempo sull'Italia andrà stabilito
In quei giorni Giacobbe chiamò i figli e disse: radunatevi e ascoltate, figli di Giacobbe, ascoltate Israele vostro padre. Giuda ti loderanno i tuoi fratelli, la tua mano sarà nella cervice dei tuoi nemici, davanti a te si prosteranno i figli di tuo padre. Giovane leone Giuda, dalla preda figlio mio sei tornato, sia sdraiato sia accovacciato come un leone e come una leonessa chi lo farà alzare. Non sarà tolto lo scettro di Giuda, nel bastone del comando, finché errorà colui bene e a colui è dovuta l'obbedienza di tuo popolo. Venga il tuo regno. A Dio affida al re il tuo diritto, al figlio di re la tua giustizia. Egli giudica il tuo popolo secondo giustizia e i tuoi poveri secondo il diritto. Venga il tuo regno di giustizia e di pace. Le montagne possono farsi al popolo, le colline il popolo renda giustizia, salvi i figli del mistero. Di giustizia e di pace. Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbandoni la pace, finché non si spenga la luna e domini da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra. Il suo nome duri in eterno davanti al sole, il suo nome. In lui sia benedetta la terra e tutte le genti lo dicano beato. Oh sapienza dell'Altissimo, che tutti disponi con forza e dolcezza, insegnarci la via della saggezza. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giuda e i suoi fratelli. Giuda generò Fares e Zara da Tamar. Fares generò Esrom. Aram generò Aminadab. Aminadab generò Nasson. Nasson generò Salmon. Salmon generò Boz da Raca. Boz generò Zaruz. Obed generò Jesse. Jesse generò il re Davide. Generò Salomone di Uria. Salomone generò Roboamo. Roboamo generò Abia.